Direi che noi siamo ormai a un costante bollettino di guerra. Ringraziamo Dio di avere le forze dell'ordine, ringraziamo Dio di avere i carabinieri, però è altrettanto vero che con un governo che fa 5 svuotacarceri e depenalizza 157 reati, l'Italia è di fatto oggi la Bengodi di quello che è la tranquillità per i delinquenti. Ormai la legge difende i delinquenti, non difende i cittadini onesti. Ci sono due interventi che possiamo fare a costo zero: convocare il Parlamento, e lo si fa in un istante, e inasprire le pene, ma inasprirle sul serio. I cittadini chiedono giustamente la certezza della pena. Dall'altro ovviamente abbiamo migliaia di militari dell'esercito stipendiati che oggi non sono impiegati in operazioni di guerra, che potremmo mettere veramente a disposizione delle forze dell'ordine, e quindi avere migliaia di militari che vengono coordinati dalle forze di polizia per il controllo del territorio. E vediamo con piacere la dichiarazione del capo della polizia Pansa, che ci dice che c'è il pericolo del fatto che ci siano dei terroristi che si imbarchino sui barconi. Noi lo stiamo dicendo fin dall'inizio, visto e considerato che siamo convinti che un terrorista dell'ISIS non va in agenzia di viaggi a comprarsi il biglietto, ma sicuramente arriva con un barcone. E soprattutto ci inquieta il fatto che il Ministro degli Interni ci dà come bilancio statistico del riconoscimento dello stato di rifugiato che solo un migrante su 3 ha questo riconoscimento. Vuol dire che quindi 2 volte su 3 questi migranti che abbiamo di fronte a noi non sono dei profughi. Presidente, una battuta su Venezia, un ballottaggio atteso. I veneziani hanno la possibilità di decidere il loro nuovo sindaco. Io sono assolutamente rispettoso, in virtù del fatto dell'istituzione che rappresento, rispetto alla scelta di ognuno. Dico semplicemente che anche qui a Venezia è un'occasione storica.